Siad Barre e dei militari che lo hanno seguito il 21 ottobre del 1969 nell'abbattere un regime in sfacelo tende a una più effettiva partecipazione popolare alla vita politica del paese. Oggi 3 milioni di somali hanno una guida che è diventata un simbolo, Siad Barre. La svolta somala inizia proprio da quest'uomo che afferma: i nemici dei somali sono la fame, la povertà e l'ignoranza. Ottobre del 1969 ha segnato la fine di molte cose. Uscita da oltre 70 anni di dominio coloniale, da 10 di amministrazione fiduciaria, la Somalia era approdata a un regime che era stato definito pseudo-parlamentare e che aveva sostanzialmente favorito nuovi legami della classe dirigente con interessi di tipo neocolonialistico. Rimanevano insoluti tutti i problemi di fondo del paese, che in qualche caso segnava un regresso nelle condizioni economiche e sociali già molto precarie. Questa sfilata celebrativa, con i pionieri armati di zappa e i giovani sportivi, con lo sfoggio di un esercito che risente di diversi influssi, mezzi russi, berretti da ufficiali con gradi all'italiana e saluto di stile inglese, è una manifestazione che segna il compiersi di una prima fase del nuovo regime, caratterizzata da un massiccio intervento per la moralizzazione dell'apparato burocratico e della vita pubblica. La casta dei funzionari si è vista ridurre gli stipendi fino al 40%. Ma è soprattutto il suggello di una nuova esperienza politica che tende a risolvere problemi sociali primordiali attraverso la partecipazione volontaria al programma di autoassistenza. Siad e i militari somali che sono arrivati al potere con un colpo di Stato sono oggi impegnati a condurre in porto il disegno di far uscire il paese dal sottosviluppo e dall'arretratezza. Puntano soprattutto sulle forze sindacali e giovanili per approdare a un nuovo assetto istituzionale del paese. Proprio a questi somali che stanno sfilando sul viale della rivoluzione e ai 4 capi di Stato di altrettanti paesi dell'Africa centrale e orientale, Siad ha tracciato un primo bilancio di questa esperienza politica della Somalia. Ha parlato dei progressi raggiunti nel settore dell'istruzione, della sanità, dell'agricoltura, ma non ha taciuto i ritardi e non ha nascosto le grandi difficoltà da superare. Il prossimo anno dovrebbe, almeno nelle intenzioni, segnare il decollo della nuova economia. Seguendo le linee del piano triennale in atto, il regime di Mogadiscio ha proseguito sulla via delle nazionalizzazioni. Le ultime sono del gennaio scorso, quando lo Stato ha assunto direttamente la gestione dei trasporti, dell'importazione e della distribuzione di alcuni generi di consumo, compresi i medicinali, i film e il carburante. Nel luglio scorso un decreto aveva abolito il commercio privato del grano.
esperienza nel quadro complessivo di un continente che tra difficoltà e contraddizioni registra tentativi e sussulti rivoluzionari talvolta destinati a risolversi in regimi di segno opposto. Somalia nuova significa Somalia che crede alla realtà e sa dove parte e sa dove vuole andare, quindi si batte per la sua sopravvivenza e per la sua ricostruzione nazionale e che dipende e crede di dipendere dalla sua propria forza. Somalia non più vivente nelle menzogne e sogni, ma vive sulla realtà, quindi fare passi in base alla sua capacità e con determinazione di raggiungere gli scopi prefissi. Perciò non facciamo opportunismo, questo il motivo è soltanto agiamo in base alla nostra coscienza.